Buonasera da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Le hanno tolto la vita perché brillava troppo. La mamma di Larimar, la quindicenne trovata morta a Piazza Armerina, che non crede all'ipotesi suicidio, lancia un accorato appello al presidente Mattarella. Mercoledì prevista l'autopsia sul corpo della ragazza. Palermo, l'avvocata della vittima dello stupro del Foro Italico, commenta la condotta degli imputati. Il carcere non li ha cambiati, dice. Ieri sentenze di condanna per tutti, da 7 a 4 anni di reclusione. Il gruppo di Fratelli d'Italia all'Ars mette fuori Carlo Auteri dopo l'autosospensione per le accuse di avere pilotato fondi verso associazioni della sua famiglia. Durante il punto su Telecolor prova a difendersi dalle accuse di Lavardera, che lo ha nuovamente incalzato. Caltanissetta, non bastano ai cittadini 12 silos per sopperire alla crisi idrica. L'opposizione ha occupato l'aula del Consiglio Comunale contro la gestione del grave problema in città. Maltempo nel Catanese, disagi e allagamenti nella zona di Acireale e Mascali. I vigili del fuoco hanno soccorso persone rimaste intrappolate in auto e in casa. Il calcio finisce 1-1, Frosinone-Palermo, sfuma il riscatto per i rosanero, il Trapani vince 1-0 contro l'Accavese alla Provinciale, vigilia di partita per il Catania, impegnato domani a Crotone per tentare di invertire la rotta, la diretta in chiaro su Telecolor. Ancora ben trovati, è attesa per mercoledì l'autopsia sul corpo di Larimar, la quindicenne trovata morta a Piazza Armerina. Non convince gli investigatori l'ipotesi del suicidio, l'appello della mamma al Presidente della Repubblica, dice: le hanno tolto la vita perché brillava troppo, adesso noi come famiglia abbiamo paura per le nostre vite. Orazio Longo. Si terrà mercoledì all'ospedale di Enna l'autopsia sul corpo della giovane Larimar, la ragazza di 15 anni trovata morta pochi giorni fa a Piazza Armerina. Anche se ancora il fascicolo della procura parla di istigazione al suicidio, di questo non sono più convinti gli inquirenti, che dopo aver in un primo momento riconsegnato il corpo ai familiari per eseguire il funerale, hanno successivamente deciso di fermare tutto e sequestrare la salma per ulteriori accertamenti. Quello che si teme è che ci possa essere dietro una orribile messa in scena. Per la mamma, è stata lei a ritrovare il corpo della ragazza sotto un albero della pineta di fianco casa. È impossibile che la giovane si sia potuta legare da sola. La modalità in cui erano strette le corde al collo, al ventre e alle ginocchia, secondo la donna, sarebbe incompatibile con una morte volontaria. E lancia un appello al capo dello Stato: vogliamo che il Presidente della Repubblica si metta una mano sul cuore e guardi il caso di mia figlia, bambina perfetta, promessa italiana della pallavolo. Le hanno tolto la vita perché brillava troppo e noi, come famiglia, abbiamo paura per le nostre vite. A non convincere i familiari anche il biglietto d'addio che la giovane avrebbe scritto al ragazzo che frequentava: ti amerò anche nella prossima vita. Non è la sua scrittura, dice la sorella, che rimarca il carattere solare e allegro di Larimar. Il procuratore dei minori di Caltanissetta Cosentino spiega che ogni traccia va analizzata, compresi i resoconti secondo cui la quindicenne avrebbe avuto un violento litigio con compagne di scuola per un fidanzato conteso, subendo addirittura un'aggressione. E poi c'è l'ipotesi di immagini intime della giovane, carpite e forse in procinto di essere diffuse illegalmente. Insomma, diverse strade che potrebbero portare presto a una conclusione diversa da quella del suicidio, con la procura che ha lanciato un appello a farsi avanti, a chi sia a conoscenza di fatti che possano essere rilevanti. Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso la moglie e i 2 figli insieme alla figlia 17enne a una coppia di fanatici religiosi, dopo essere stato dichiarato incapace di intendere e di volere dal perito del GIP, è stato scarcerato e trasferito nella struttura REMS, una residenza psichiatrica assistita di Caltagirone. Il muratore è stato dichiarato non imputabile, quindi non potrà essere processato. Il carcere non li ha cambiati. A parlare è l'avvocata della vittima dello stupro di gruppo di Palermo. Commenta la sentenza che ieri ha condannato tutti gli imputati. Sentiamo Marco Gullà.
Asia, la vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico, apprese le condanne inflitte, cioè Guzzini, non vuole comunque commentare. Di questa storia non voglio saperne più nulla, non mi importa. Il branco però si dispera. I 6 imputati che sono stati ieri condannati a 7, 6 e 4 anni di reclusione speravano in una soluzione, che non c'è stata. In carcere per loro la vita è dura, qualcuno è stato anche aggredito da altri detenuti. Questo carcere non gli ha fatto bene, perché a distanza di un anno io li ho trovati più agguerriti di prima e speranzosi anche di una soluzione che credo che un anno fa non potessero neanche ipotizzare. E quindi sono piuttosto perplessa sul loro futuro, sulla loro rieducazione. Devo essere giudicato per quel che ho fatto, non per ciò che non ho fatto, aveva detto prima della sentenza uno degli imputati, chiedendo scusa per ciò che era successo e per non aver aiutato la vittima. Con le condanne si chiude una pagina triste e nera della storia recente di Palermo. È tristissimo sapere che dei giovani vengono condannati e quindi non si può essere soddisfatti. Io sono soltanto soddisfatta per il fatto di essere stata creduta e soprattutto che Asia sia stata creduta e che soprattutto questa tristissima vicenda si allontani un poco dalla mia vita, perché per me è stata faticosissima. Il dibattito sui fondi pubblici della cultura dirottati verso associazioni legate al parlamentare regionale Auteri si è spostato nella trasmissione Il Punto, andata in onda oggi sulla nostra rete. Mentre Auteri spiegava i fatti, è arrivata la telefonata di Lavardera, i toni si sono alzati. Intanto Auteri è stato messo alla porta da Fratelli d'Italia. Simona Mazzone. Tu a me non mi conosci, vedi che io sogno fuori di testa. Se tu a me mi fai girare la minchia, vedi che io non sogno come all'auro, tutto sa volferra la politica, vedi che io mi scordo che posso parlamentare e ti picchietti da sotto. Da un lato Carla Auteri, dall'altro Ismaele Lavardera, entrambi deputati regionali. Al centro i fondi per la cultura erogati dall'Ars per associazioni teatrali legate alla famiglia di Auteri, scoperchiata da un'inchiesta del quotidiano La Sicilia. Non ti permettere mai di dire a un collega che io ho dato soldi a mia madre, io ti rugno lignato, un sì, carinda fuori, poi chiama i carabinieri, chiama a quotidiano. A registrare la conversazione è proprio Lavardera, che irrompe telefonicamente nel corso del Punto, la trasmissione del sabato pomeriggio di Telecolor, con ospite proprio Auteri. Sono scioccato di come un soggetto, come se nulla fosse, sminuisse quelle minacce e dice io avrei parlato male della madre. E lo stesso Auteri parla di persecuzione. Io sono inseguito dal collega Lavardera da più di una settimana. Mentre mi spostavo per andare ai servizi mi ha offeso mia madre. Non ho mai finanziato un'associazione che a casa di mia madre, come ha fatto l'onorevole Auteri, che dirò di più, l'ha fondata lui l'associazione Teatrando, ma una persona che ha, come dire, un minimo di buon senso, di dignità politica davanti a questi fatti, dovrebbe ritirarsi a vita privata. E chiarisce la propria posizione in Parlamento. Lascio temporaneamente solo il gruppo di Fratelli d'Italia, lascio perché ritengo non che va al misto, non vado al misto attualmente, poi il mio capogruppo deciderà. A toglierlo dall'imbarazzo è proprio il capogruppo di Fratelli d'Italia, l'Ars Giorgio Assenza, che taglia corto in una nota. Nel momento in cui Auteri dichiara di essersi autosospeso da Fratelli d'Italia, automaticamente è fuori dal gruppo parlamentare dell'Ars, dice. Se adesso Auteri non comunica, il nuovo gruppo verrà dirottato al misto, dove si ritroverebbe proprio assieme a Lavardera. Cambiamo decisamente argomento. A Caltanissetta arrivano i silos per fronteggiare la crisi idrica. Sono solo 12. Protestano i cittadini che li ritengono insufficienti e l'opposizione intanto ha proceduto a occupare l'aula consiliare in segno di protesta. Sentiamo Rita Cinardi. 12 silos da 10.000 litri sparsi in vari punti della città per sopperire alla carenza d'acqua. I silos arrivati ieri a Caltanissetta non piacciono ai cittadini nisseni, che ieri hanno inondato i social di proteste. Ancora non è chiaro come e quando avverrà la distribuzione dell'acqua, ma di certo i silos, posizionati in centro storico ma anche in zone residenziali, non sono belli da vedere e non sembrano la soluzione per quella che ormai è vista come la crisi idrica più drammatica vissuta dai cittadini di Caltanissetta. Ieri, durante il Consiglio Comunale, l'opposizione ha deciso di occupare l'aula consiliare in segno di protesta per come viene affrontata l'emergenza idrica dall'amministrazione comunale. Gli 8 consiglieri comunali di opposizione sono rimasti a Palazzo del Carmine per tutta la notte. Una
forma di solidarietà alla città che da oggi è stata letteralmente invasa dalle autobotti e dai silos, senza che nessuno sappia queste autobotti dove andranno sostanzialmente a rifornirsi e, altro punto nodale, a chi e come verrà distribuita quest'acqua. Intanto sotto Palazzo del Carmine un gruppo di mamme del centro storico, ormai vera e propria anima della protesta, hanno gridato tutta la loro rabbia. Di certo non ci accontentiamo di 100 litri a famiglia per quanto riguarda questi silos messi in città. Quello che ci è stato sempre detto è di fare la danza della pioggia, quindi sperare che il buon Dio ci aiutasse con la pioggia. Nemmeno il buon Dio ci sta ascoltando, quindi l'acqua non scende dal cielo. E adesso alla pioggia, perché di pioggia ne è scesa dal cielo, soprattutto nel catanese, e certamente questa pioggia ha creato, come si immaginava, danni non indifferenti. Ve li raccontiamo e ve li mostriamo nel servizio di Emanuela Corsi. Ancora danni e disagi per il maltempo sulla fascia ionica compresa tra Catania e Taormina, dove forti piogge hanno continuato a cadere incessantemente durante la notte. Numerosi gli allagamenti segnalati, con criticità lungo la A18, dove diversi automobilisti nelle prime ore del mattino sono rimasti bloccati da un'intensa pioggia. A Giarre fango e detriti nella frazione di Santa Maria la Strada, dove poche settimane fa era esondato un torrente. Qui siamo a Mascali, dove alcune strade della frazione di Fondachello si sono trasformate in un grosso lago. Come vediamo da queste immagini, anche qui diverse le persone in difficoltà all'interno delle proprie autovetture per il livello dell'acqua cresciuto rapidamente. A Riposto le transenne segnalano grosse voragini presenti sul territorio comunale, così come nei comuni limitrofi. La giornata più critica è quella di ieri, soprattutto nella Cese, dove è esondato un torrente mentre un supermercato all'ingresso di Acireale è stato evacuato. Numerosi gli interventi dei sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Catania in via Cristoforo Colombo e a Capomolini. Sempre ieri danni e disagi anche a Giarre, Riposto e Mascali, dove i vigili del fuoco hanno soccorso persone rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni. Ma il maltempo, dicono gli esperti, proseguirà anche nei prossimi giorni in quasi tutta la regione, dove sono previste piogge locali e temporali fino a martedì. E adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, torniamo tra poco per parlarvi del cosiddetto rapporto Migrantes, ovvero si fa il punto sui numeri della presenza di stranieri e soprattutto di giovani in età scolare nella città di Catania, tra poco. Siamo tornati in studio, vanno a scuola, parlano l'italiano meglio dei loro genitori. Si tratta degli studenti stranieri, la metà nata in Italia, oltre 5.000 a Catania. Il direttore della Caritas, lo abbiamo sentito, dice ma prima dei 18 anni non possono avere la cittadinanza. Adelaide Barbagallo. Sono oltre 5.000 gli alunni stranieri che frequentano le scuole della provincia di Catania, un numero in crescita rispetto agli anni precedenti. Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto Caritas Migrantes. Questi studenti rappresentano il 3% dell'intera popolazione scolastica e quasi la metà di loro, il 48,1%, sono nati in Italia. Come i 3 figli di Ousmane Touré, vanno tutti a scuola e parlano molto meglio del papà l'italiano. Touré è arrivato 16 anni fa a Catania, per sostenersi ha fatto ogni genere di lavoro. Da un anno è un operatore Caritas. Prima io ero qua da solo da 2008 fino al 2016, poi mi sono portato mia moglie qua. Grazie a Dio abbiamo 3 figli, stanno andando tutti a scuola. Quello più grande fa quest'anno prima elementare e gli altri 2 stanno andando asilo. La scuola è il primo passo verso l'integrazione. La scuola in sé, ma anche la scuola primaria, è una bella scuola di formazione alla cittadinanza. Studenti stranieri che imparano a sentirsi italiani. Non ci si riesce a spiegare come mai anche attraverso la partecipazione quotidiana e attiva al percorso scolastico questo non sia sempre riconosciuto come elemento fondamentale per poter riconoscere la cittadinanza di uno straniero. Catania si colloca al 3° posto tra le province siciliane per numero di studenti stranieri, dopo Ragusa e Palermo. In Sicilia sono complessivamente 28.738.
Il 9 novembre di 29 anni fa veniva ucciso a Catania da sicari mafiosi l'avvocato Serafino Famà. La città oggi lo ha ricordato. Dopo la deposizione di fiori al piazzale Luogo dell'Agguato, a lui dedicato, la Camera Penale si è riunita nell'atrio del Palazzo di Giustizia davanti alla lapide commemorativa. La giornata ha visto poi successivi momenti di riflessione destinati a ribadire i valori della legalità e il primato della legge. A Comitini, è un piccolo comune nell'Agrigentina, è stato inaugurato il Museo Tricolore, dedicato ai moti per l'unità d'Italia. C'è anche la prima bandiera italiana issata proprio lì, nel 1859. Davide Sardo. Il 3 luglio del 1859, per la prima volta nell'allora Regno delle Due Sicilie, sul Monte La Pietra di Comitini fu issata la bandiera italiana con ancora lo stemma di Casa Savoia. Nella più piccola cittadina dell'Agrigentino, con 855 abitanti, l'avvenimento storico è stato ricordato con l'allestimento di un museo del tricolore. 2 sale al suggestivo Palazzo Bellacera accolgono diversi cimeli e documenti che ripercorrono la storia dell'unità d'Italia. Il museo è stato arricchito da recenti donazioni, alcune da parte della famiglia di Vincenzo Macaluso, patriota ed ispiratore alla rivolta culminata con diverse vittime. Un museo che parlerà della storia della bandiera e racconterà del 3 luglio del 1859, quando un gruppo di patrioti comitinesi issarono per primi il tricolore sul Monte La Pietra. La cerimonia di inaugurazione del Museo del Tricolore, il primo in Sicilia ed il secondo in Italia dopo quello di Reggio Emilia, si è svolta in presenza, tra gli altri, del prefetto del Agrigento Filippo Romano, di autorità civili e militari. Ci fermiamo per un'altra pausa e poi nella terza parte il calcio cominceremo con il pari del Palermo contro il Frosinone. A tra poco. E siamo al calcio, finisce 1-1 allo stirpe tra Frosinone e Palermo e sfuma il riscatto per i rosanero. Marco Gullà. 1-1, un pareggio che serve a poco ad entrambe le squadre. Allo stirpe Frosinone e Palermo non vanno oltre il pari. Doveva e poteva essere la gara del riscatto e del rilancio, ma la formazione di Dionisi stecca ancora il decollo. Un pareggio, quello di ieri sera, che probabilmente spegne le residue velleità di promozione diretta per il Palermo, ormai decisamente lontano dalle posizioni di vertice. Giusto così, rosanero poco maturi e senza carattere. Anche allo stirpe la formazione di Dionisi ha palesato i suoi difetti di fabbrica: mancanza di idee, gioco praticamente insussistente e poca cattiveria sotto porta. E dire che il match per il rosanero si era messo benissimo con il gol di Insigne al prontivia, deviazione di Darboe e palla che fredda. Il portiere Ciociaro è 1-0. Ma la gioia dei siciliani dura poco, anzi pochissimo. Al 16° Bracaglia sovrasta Nedelciaro e mette il pallone alle spalle di Desplanche. È 1-1, partita frizzante e godibile, ma le due reti sono assolutamente fallaci sul resto del match. Le due squadre si abbassano e nel primo tempo non riescono a graffiare più, anche se il Palermo appare sicuramente più in forma rispetto al Frosinone. Ripresa, ti aspetti gol ed emozioni, ma non è così. Le due squadre giocano a rallenti, i cambi non rivitalizzano l'inerzia del match. Il Palermo ha una ottima occasione con Insigne, Cerofolini salva. Nel finale 2 ultimi sussulti, prima con il bel tiro di Marchizza, poi con il tiro a giro di Henry che sfiora l'angolino. Non succede più nulla, 1-1 e tanta delusione per il Palermo, che continua ad essere una squadra incompleta e soprattutto senza anima. E adesso veniamo ancora ad altre partite giocate, ci spostiamo alla Serie C perché nel pomeriggio la Cavese è caduta al provinciale, dunque il Trapani è riuscito a realizzare appunto la sua vittoria, il tutto però assolutamente in extremis, perché a realizzare il gol è stato Lescano in pieno recupero della partita, quindi è finita 1-0, si trattava della 14ª giornata del campionato di Serie C.
Noi continuiamo a rimanere sul calcio e tra pochissimo vi daremo ovviamente spazio, vi faremo capire quelle che sono invece le gare che stiamo attendendo, in particolare domani. Sarà certamente una domenica intensa. Partiamo appunto dal Catania, crocevia molto importante infatti per la squadra rossa-azzurra, che a Crotone vuole appunto invertire la rotta dopo 4 gare senza vittoria. Nella tarda mattinata ha parlato Toscano in conferenza stampa. Ascoltiamo anche le sue parole appunto nel servizio di Marco Carli. Il Catania come un giocatore di poker. Adesso tocca rilanciare, perché i rossazzurri vengono da 4 partite senza vittorie, con storie diverse: la rimonta di Foggia, lo schiaffo con il Latina, l'occasione non sfruttata di Torre del Greco, gli sprechi nel derby col Messina. Toscano e la squadra hanno analizzato, il gruppo si è preso i fischi domenica scorsa al Massimino e adesso appunto vorrebbe rilanciare. L'avversario non è dei più facili, il Crotone viene da 5 risultati utili consecutivi, ma è anche una squadra che gioca e che qualche spazio concede, contrariamente a quanto fanno gli avversari dei rossazzurri al Massimino. Sarà il Catania a approfittarne ritrovando la via del gol, uno solo segnato nelle ultime 3 partite. Oggi il reparto avanzato a pieno regime l'ha avuto per poche settimane e sono convinto che il nostro reparto avanzato sia molto competitivo. Sono dei calciatori che hanno fatto sempre gol, ma oltre ai gol a me mi interessa che lavorino per la squadra e oggi lo stanno facendo. Inglese è il giocatore da cui dipende l'attacco al momento, con la valutazione sul compagno di reparto. D'Andrea c'è, Montalto non ha sfruttato l'occasione col Messina e poi ci sono i giocatori più di fantasia, da Stoppa a Jimenez. Lunetta è pienamente recuperato, D'Andrea è disponibile. Ci saranno momenti in cui devi soffrire ma non subire, che ho detto ai ragazzi c'è differenza tra soffrire e subire. Puoi soffrire perché stai rifiatando, c'è una situazione tattica che magari non riesci a leggere bene in quel momento, ma non devi subire. Crotone Catania sarà trasmessa in diretta in chiaro su Telecolor, appuntamento dalle 18:30, ampio pre-gara, in totale 4 ore live che si concluderanno con le interviste ai protagonisti. E il Messina ospita domani al Franco Scoglio il Giuliano e cerca continuità dopo il pareggio del Massimino. Sergio Colosi. 2 mesi senza vittorie, il terzultimo posto in classifica e un rendimento basso. Il Messina si presenta così, tra incertezze e paure da una parte, necessità di punti e voglia di riscatto dall'altra, alla sfida casalinga contro un Giuliano reduce dai successi con Picerno e Trapani. La squadra campana dell'ex Bertotto, sorpresa del girone, ha un organico costruito per i play-off, ma non distante dal vertice della classifica. Al Messina però servono gol, punti e vittorie. La politica dei pareggi non serve, ancora meno con prestazioni simili a quelle di domenica scorsa al Massimino. Peloritani senza successi dal 4-1 contro il Taranto del 7 settembre, unico acuto di un torneo fin qui deludente, ma in linea con investimenti e acquisti. Contro il Giuliano, privo dello squalificato Maselli, manca Salvo, fermato per un turno. Modica ritaglia uno spazio a Petrucci nel centrocampo a 3, attacco con Anatriello e Petrungaro, con Lia che torna nella difesa a 4. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Buona serata.